Notizia Sardegna 12 luglio 2025. Benvenuti o bentornati sul canale di Isola Informa. Io sono Matteo e anche oggi, come ogni giorno quasi, vi racconterò un mix di storie, di notizie che ogni giorno la nostra cara isola, la nostra amata Sardegna ci offre, nel bene e nel male. Perciò mettetevi comodi e andiamo subito a scoprire cosa diamine è successo. Partiamo subito con una notizia che ha del clamoroso e che riguarda la tutela della nostra salute. Riuscite a immaginare una situazione in cui vi fidate di un professionista della sanità ma poi scoprite che qualcosa non va? Ebbene, questo è successo a Flumini Maggiore. I carabinieri del NAS di Cagliari, supportati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL successivo Ecclesiente, hanno denunciato un medico odontoiatra di 73 anni. Ma perché è finito nei guai, vi chiederete? Pensate che questo professionista continuava la sua attività nel suo ambulatorio odontoiatrico nonostante un'ordinanza comunale ne imponesse la sua chiusura immediata. E il motivo era tutt'altro che banale, ovviamente. Il motivo era un rischio legato alla presenza del batterio Legionella nell'impianto idrico della struttura. Insomma, le autorità sanitarie avevano già quindi dato l'ordine di sospensione dell'attività per motivi di salute pubblica, ma lo studio era ancora invece operativo, senza le necessarie autorizzazioni e senza alcuna comunicazione preventiva. Ma non finisce qui, perché durante i controlli è emerso un dettaglio ancora più sconcertante, più inquietante. I militari hanno sequestrato le attrezzature odontoiatriche come il riunito, gli sterilizzatori, i bisturi e altro strumentario medico. Ma la vera bomba è questa. La vera bomba è stata la scoperta di 3 siringhe precaricate, ben 85 fiale di anestetico, tutte scadute, alcune addirittura da oltre 20 anni, cioè 20 anni, ma vi rendete conto, 20 anni. Capite bene la gravità della situazione, già da voi. La detenzione di medicinali, quindi scaduti, configura nell'ipotesi di reato di detenzione di farmaci o guasti o imperfetti. E ora ovviamente si indagherà anche per accertare se questi farmaci potenzialmente pericolosi siano stati effettivamente somministrati ai pazienti. L'operazione rientra nei controlli del NAS per tutta la salute pubblica e le verifiche proseguiranno anche sulla gestione dei rifiuti medici e l'osservanza dei provvedimenti sanitari. Una storia questa che ci ricorda quanto sia importante la vigilanza. Ma passiamo ora invece a notizia positiva che ci riempie il cuore di gioia e di profondo orgoglio per la nostra terra. Questo perché dopo anni e anni di attesa e di un lavoro incredibile, le nostre amate Domus Dejana sono finalmente entrate a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La decisione è stata ufficializzata proprio oggi a Parigi dal Comitato UNESCO, appunto. Questo non è un riconoscimento da poco, assolutamente no, anzi è il culmine di un percorso iniziato già nel 2018 su iniziativa del Centro Studi Identità e Memoria del CESIM. Un lavoro quindi che ha coinvolto la Regione Sardegna, il Ministero della Cultura, il Ministero degli Affari Esteri, la rappresentanza italiana dell'UNESCO e tantissimi altri comuni sardi, con l'Alghero in prima fila. La Presidente della nostra Regione, Alessandra Todde, ha giustamente commentato che questo è un gran risultato di straordinaria importanza che per tutta la Sardegna ma anche per l'Italia. È un traguardo storico che rafforza il senso di appartenenza delle nostre comunità e aprirà anche a nuove opportunità. Dal turismo culturale sostenibile si parla alla creazione di nuovi posti di lavoro, fino alla valorizzazione dei territori più interni e delle energie dei giovani locali. Ma per i pochi di voi che magari non lo sanno, cosa sono esattamente le Domus Dejanas? Beh, in sardo significano case delle fate e sono delle tombe preistoriche ricavate nella roccia. Risalgono addirittura al Neolitico, pensate, e all'età del rame, e sono una testimonianza unica della civiltà prenuragica sarda. Se ne contano in tutta l'isola circa 3500 e pensate che ben 210 di queste sono decorate con simboli di antiche credenze e pratiche rituali. Un patrimonio inestimabile che oggi viene riconosciuto a livello internazionale. Bene così, quindi, sono contento. Ora ci spostiamo invece su un fronte un po' più concitato, di cui parliamo spesso qui sul canale, quello degli incidenti stradali. A Corso Sant'Elena, la notte tra venerdì 11 e oggi, sabato 12 luglio, c'è stato uno schianto terribile alla rotonda tra Viale Marconi e Viale Colombo,
che solo per miracolo non si è trasformato in una vera tragedia. Un residente, testimone delle conseguenze dell'incidente, ha raccontato che un'auto ha centrato in pieno la rotonda. Poi cosa è successo? Ha portato via dei ciottoli e poi è volata, colpendo un'auto nuovissima parcheggiata lì vicino e scalandola a 10 metri di distanza. E non finisce qui, perché ha urtato anche un'altra auto che a sua volta ne ha colpito una terza. Cioè, una specie di effetto domino, oppure, come è stata descritta, quasi come una partita di biliardo. La cosa incredibile è che, nonostante i soccorsi e un'ambulanza sul posto, l'autista del mezzo, impazzito, non avrebbe ricevuto assistenza medica. Questo perché è uscito pressoché illeso dall'auto. Questo è un vero miracolo, come sottolineato anche dal testimone dell'incidente, che ha immaginato cosa sarebbe successo se invece l'auto avesse preso un palo o un pilastro. Questo tratto di strada, inoltre, è stato già purtroppo teatro di episodi simili. L'allarme sulla sua pericolosità resta alto. E rimanendo in tema di strada di sicurezza, è arrivata anche un'altra segnalazione che fa riflettere. Infatti, tra Elmas e San Sperati, un giovane in scooter è stato spronato da un'auto con targa nascosta, addirittura, pensate, che ha cercato di farlo cadere e spingerlo verso il guardrail. Fortunatamente non è successo nulla di grave al giovane, ma la segnalazione è arrivata tramite un post sui social per lanciare l'allarme e mettere in guardia le persone. Sarà un episodio isolato o qualcosa di più? Chi lo sa? In ogni caso noi stiamo attenti. Passiamo ora a un blitz antidroga che ha avuto un inizio piuttosto insolito. Siamo a Sant'Antioco, dico insolito perché qui un'indagine è partita da semplici pettegolezzi dei vicini, che infine ha portato all'arresto di una coppia. I carabinieri quindi di Sant'Antioco, aiutati e supportati dai colleghi di Narcao e San Giovanni su Ergiu, hanno condotto un'attività investigativa attenta e discreta per varie settimane. Hanno raccolto e messo insieme una serie di chiacchiericci emersi durante controlli e chiacchierate quotidiane con la cittadinanza, ricostruendo così abitudini e spostamenti, ma anche le frequentazioni della coppia. Una vera dimostrazione di conoscenza capillare del territorio. Come oppure, adesso a me è venuto in mente l'esempio del puzzle, che metti insieme i pezzi piano piano per arrivare alla soluzione finale e ricostruire tutto il quadro. Comunque, così, alla fine, alle 21:40 di ieri sera è scattato il blitz. La perquisizione personale domiciliare ha dato infatti esito positivo. Sono stati trovati 49 grammi di cocaina suddivisi in più involucri, 4,8 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione, materiali per il confezionamento delle dosi e ben 1.585 euro in contanti, ritenuti ovviamente provento dell'attività illecita. Tutto il materiale ovviamente è stato sequestrato e i protagonisti di questa vicenda sono un muratore di 60 anni, già noto alle forze dell'ordine in precedenza, e la sua compagna di 48. Entrambi sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida. Una storia che dimostra come a volte l'attenzione al territorio e l'ascolto della comunità possono fare la differenza. E per concludere, purtroppo, devo darvi una brutta notizia. L'ennesima tragedia sulle nostre strade. Ebbene, all'alba di questa mattina, intorno alle 5:30, un drammatico incidente stradale ha scosso la strada statale 291 della Nurra, alle porte di Alghero. Qui un'auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Purtroppo l'unico occupante del veicolo, un uomo di nome Antonello Sanna, un meccanico di 51 anni, di Santa Maria la Palma, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo durante il capovolgimento e ha perso la vita sul colpo. Antonello era una figura molto conosciuta nella zona, gestiva un'officina nella industriale di San Marco ed era un grande appassionato di motociclette. Infatti era anche membro attivo del motoclub Reboteris. Lascia purtroppo nel dolore i suoi 2 figli adolescenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Alghero per mettere in sicurezza l'area, i carabinieri per i prelievi e il personale sanitario del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le cause quindi sono ancora al vaglio degli inquirenti e che non escludono comunque nessuna ipotesi, quindi partendo da un colpo di sonno, malore fino addirittura a una distrazione, un guasto meccanico. Purtroppo può essere di tutto, non si sa ancora. La città di Alghero si stringe attorno alla famiglia di Antonello e questa ennesima tragedia riaccende la tensione
sui rischi legati alla guida, soprattutto nelle prime ore del giorno. Questo è stato un triste epilogo per la giornata di oggi. E ragazzi, anche per oggi è tutto da questo canale, dall'Isola Informa e da me. Io spero che questo riassunto di queste notizie vi sia stato utile e vi abbia tenuti aggiornati su quanto sta accadendo sulla nostra isola, anche se purtroppo quasi sempre sono notizie negative. Comunque, se vi è piaciuto vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale per non perdervi i contenuti che giornalmente vi porto su questo canale e attiva la campanella per restare sempre ben informati. Io vi ringrazio, come ogni giorno, per essere arrivati fin qui e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.